È arrivata al termine la programmazione delle trasmissioni in lingua sarda su Canale 40. Un bilancio si può fare di questa esperienza? Assolutamente sì, direi un bilancio positivo. Prima di tutto per la mia esperienza personale, perché ho avuto modo, diciamo, lo scopo era duplice di queste puntate. Parliamo appunto di Noesis, Filosofia in Sardo e OFI da Musde, che sono invece le interviste di Canale 40. Direi un'esperienza positiva perché, come dicevo, lo scopo era duplice, ossia valorizzare la lingua sarda e al tempo stesso cercare nel mio piccolo di divulgare nel primo caso della filosofia in lingua sarda e poi anche dare voce al territorio attraverso le interviste delle puntate di OFI da Mosdè. Ecco, è una sensibilità nuova quella che si registra in Sardegna sulla propria lingua, che fino a qualche anno fa era trascurata, e oggi invece c'è un programma di valorizzazione importante. Sì, diciamo che è l'apice di un percorso molto lungo, quello della valorizzazione della lingua sarda. Chiaramente è una lingua di minoranza, viene tutelata dalle norme europee, nazionali e anche regionali, quindi per così dire anche le emittenti televisive che fanno programmazione in lingua sarda direi che fanno un'opera virtuosa proprio per diciamo, cercare di incentivare l'utilizzo del sardo non solo nell'ambito strettamente familiare, però anche divulgativo e anche culturale.